Silvia nacque a Roma, in una famiglia semplice e modesta. Le giornate passavano tra le strade della città antica, piene di rumori, di voci e di colori. Silvia era la più piccola tra 3 sorelle. Fin da bambina aveva uno sguardo sereno, una luce negli occhi che faceva capire subito quanto fosse speciale. La sua bontà si mostrava nei piccoli gesti, nella dolcezza con cui parlava, nella calma con cui affrontava ogni giornata. Il tempo passò e Silvia diventò una giovane donna, bella nella sua semplicità, umile ma forte. Un giorno incontrò un uomo chiamato Gordiano. Lui era un senatore romano, un uomo dallo spirito nobile, e tra loro nacque subito un amore profondo e sincero. Si sposarono e insieme andarono a vivere in una villa sul Colle Celio. La villa si trovava in un luogo tranquillo, lontano dal trambusto della città. Era una casa grande, con colonne, statue e giardini, e ogni angolo parlava della bellezza e della pace di quei tempi lontani. Silvia divenne madre e provò per la prima volta l'amore immenso che lega una madre al proprio figlio. Il suo primo figlio, Gregorio, era un bambino speciale, pieno di dolcezza e di saggezza, e Silvia si dedicò a lui con tutto il cuore. Ogni giorno lo guardava crescere e dentro di sé sentiva che quel bambino era destinato a qualcosa di grande. Non si trattava di ricchezze o di potere. Silvia sentiva che la vera grandezza di suo figlio sarebbe stata spirituale. La vita, però, porta anche il dolore. Un giorno Silvia si trovò a dover affrontare una grande perdita. Il suo amato Gordiano se ne andò, lasciandola sola. Il dolore era profondo, ma Silvia non si lasciò abbattere. Prese quella sofferenza e la trasformò in forza, trovando rifugio nella preghiera e nella meditazione. Decise di lasciare la grande villa e si ritirò in una piccola casa sull'Aventino, un luogo che chiamava Cellanova. In quella casa semplice, lontana dai rumori del mondo, Silvia iniziò una nuova vita dedicata a Dio, ai poveri e ai malati. Anche se viveva in una piccola casa, il suo cuore restava sempre vicino a Gregorio. Lui aveva scelto una vita di solitudine e di preghiera nella villa che un tempo era stata la loro casa di famiglia. Gregorio aveva trasformato quel luogo in un monastero, dove le voci del mondo sembravano svanire, lasciando spazio solo alla preghiera e alla meditazione. Ma Silvia, come tutte le madri, continuava a preoccuparsi per lui. Sapeva che suo figlio era di salute fragile e ogni giorno si assicurava che ricevesse un pasto caldo. Immaginava il sorriso di Gregorio mentre mangiava quel cibo preparato con amore e dentro di sé sentiva la dolcezza di quella vicinanza. La vita di Silvia era ormai scandita dalla preghiera e dai piccoli gesti di amore verso chi aveva bisogno. Ogni persona che si avvicinava a lei sentiva subito la sua dolcezza, la sua forza silenziosa. Era una donna che portava pace e molti la cercavano per un consiglio, per una parola di conforto. Con il tempo il suo nome iniziò a essere pronunciato con rispetto e amore. Silvia invecchiò serenamente, consapevole di aver vissuto una vita piena di significato. Il giorno in cui chiuse gli occhi per l'ultima volta, lo fece con la pace di chi ha donato tutto, di chi ha amato profondamente. Gregorio, il suo amato figlio, volle che sua madre riposasse nel monastero che aveva creato, vicino a coloro che lei aveva amato, vicino alla casa che per loro era stata un rifugio. Nel tempo, la storia di Silvia non fu dimenticata.
Ogni suo gesto d'amore, ogni sorriso donato, ogni preghiera silenziosa restarono come un esempio per tutti coloro che cercavano la luce. Anni dopo, un cardinale fece erigere un oratorio in suo onore e il suo nome venne ricordato nei libri e nelle preghiere come un faro di dolcezza e forza. La sua storia arrivò fino ai tempi moderni e una chiesa fu dedicata a lei in un quartiere di Roma, dove ancora oggi si raccolgono persone in preghiera. La vita di Silvia, vissuta con fede, amore e dedizione, divenne un esempio per chiunque desideri trovare Dio nei piccoli gesti di ogni giorno. Silvia, madre amorevole, donna di fede e di preghiera, continua a brillare come una stella nel cielo, ricordando a tutti che la vera bellezza è nell'amore, nella compassione, nella forza di chi sa vivere ogni giorno con umiltà e cuore aperto. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.